sapesse, è stato ispirato dal Naonis Clarinet Ensemble, una giovane formazione di clarinettisti voluta, pensata e diretta dal maestro Marco Lagni, che è anche il direttore del festival. Ma lascio ora la parola a Massimo Nicossi, presidente dell'Associazione Scuola di Musica Città di Pordenone. Tutti, anche da parte mia, di tutto il direttivo e dell'Associazione Scuola di Musica Città di Pordenone. Io parto con i doverosi ma sentiti ringraziamenti per chi ci sostiene e ha reso possibile la realizzazione di questo festival, e in primis l'amministrazione comunale di Pordenone e in particolare l'assessorato alla cultura, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Friuli per il loro importante sostegno, la BCC Pordenonese e Monsile e la cooperativa Accordo per il loro contributo, e adesso vado con tutti gli altri partner più velocemente, ma tutti molto importanti. Quindi ringrazio la parrocchia del Beato Dorico, dove abbiamo avviato il festival, il nostro partner tecnico MP Musica, che da sempre al nostro fianco in tutti gli eventi da parecchi anni, ma direi proprio da sempre, il Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, il Collegio Don Bosco di Pordenone, che ha ospitato uno degli eventi del festival di clarinetto dedicato specificatamente alle scuole. E ringrazio il gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco e il coro Manos Blancas del Friuli per Claudio Abbado, che saranno parte attiva nei prossimi eventi del festival. Prima di ripassare la parola a Laura, che ci introdurrà al concerto, però permettetemi di chiamare sul palco il maestro Marco Lagni, il direttore del festival, che sta sempre nascosto, ma invece così lo vediamo tutti. Sì. Buonasera a tutti, ringrazio voi della partecipazione. Mi auguro al concerto, insomma, che fra poco ascolteremo, sarà di particolare interesse, in quanto abbiamo 3 corni di bassetto, una formazione molto particolare, perché penso che ce ne saranno al massimo 2 o 3 in tutta Italia, insomma, che formazioni di questo tipo, e eseguiranno proprio brani che Mozart ha scritto proprio per questi 3 strumenti, quindi tutti i diavoli. Buon ascolto. Grazie maestro, buon ascolto anche da parte mia. Partiamo subito con la musica, ripasso la parola a Laura, grazie ancora. Grazie mille. Allora, il concerto di questa sera vede protagonista il Tribster il Trio per corni di bassetto composto da Beatrix Graf, Roberto Alotti e Marco Milelli. Il trio, che prende il suo nome stravagante da uno scherzo contenuto in una lettera di Mozart, si è formato a Trento nel 2014 per affrontare il repertorio classico dedicato appunto al corno di bassetto. Questo strumento fa parte della famiglia dei clarinetti ed è balzato alla ribalta della scena musicale nella Vienna della seconda metà del Settecento, in special modo grazie alla valenza del virtuoso di origine boema Anton Stadler, grande amico di Mozart. Al repertorio puramente classico, il trio con il tempo ha affiancato anche arrangiamenti e progetti originali, che mettono in risalto le possibilità espressive e la cantabilità propria di questi particolari esponenti della famiglia del clarinetto. L'interesse creativo del trio si è in particolar modo rivolto all'intersezione tra musica, parola e teatro, nel desiderio di superare il concerto puro e di offrire al pubblico una proposta culturale e artistica più ampia. Il programma che ci faranno ascoltare questa sera è dedicato alla musica del grande compositore austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, annoverato tra i massimi geni della storia musicale e tra i compositori più prolifici, versatili e influenti di ogni epoca.
Fu il primo tra i musicisti più importanti a intraprendere una carriera come libero professionista, parallela ai suoi impegni come compositore alla corte imperiale di Vienna. Dotato di raro e precoce talento, cominciò a comporre all'età di 5 anni e morì a soli 35, lasciandoci però pagine che hanno influenzato profondamente tutti i principali generi musicali della sua epoca, dalla musica sinfonica a quella sacra, dalla musica da camera fino a quella operistica. Oltre alla sua musica, di lui ci resta anche il suo amore per le donne, delle quali Mozart ammirava il talento e l'audacia e ne sosteneva l'emancipazione su ogni fronte, rendendole protagoniste anche nelle sue opere. Ed è proprio dalle lettere indirizzate alle donne della sua vita che prende le mosse questo concerto, dove la musica di Mozart si alterna alla lettura di alcuni brani del suo epistolario, in una fusione unica di arte e vita. Il programma musicale si apre con l'ouverture, tratta dal Flauto Magico, per passare poi ai due divertimenti, il numero 1 KV 229 e il numero 3 KV 229, entrambi suddivisi in 5 tempi: allegro, minuetto, adagio, minuetto e rondò. Ecco a voi il Tripster il Trio. Carissima, amatissimo Valentino, subito dopo la povera alla moglie Costanze, Vienna, 7 ottobre 1791, venerdì alle 10:30 di notte. Carissima, è giunta una lettera di Stadler da Praga. È stata rappresentata per l'ultima volta con straordinario successo la Clemenza di Tito. Tutti i pezzi sono stati applauditi. Bedini ha cantato meglio che mai. A Stadler, dalla platea e addirittura dall'orchestra, hanno gridato «Bravo!» Però ce l'ho messa davvero tutta, scrive Stadler. Alle 5:30 sono uscito e ho fatto la mia passeggiata preferita fino al Freihaus Theater. Che vedo, che profumo, è Don Primus con le braccioline. Che gusto. Ora mangio la tua salute, proprio adesso battono le 11. Forse già dormi. Shh, shh, shh. Non ti voglio svegliare. Wolfgang Amadeus Mozart.
Grazie e benvenuti anche dal nostro trio, che come avete sentito ha un nome molto particolare che trae proprio origine dalle lettere di Mozart. Noi siamo partiti diversi anni fa con questo progetto proprio dall'epistolario mozartiano, che l'epistolario della famiglia Mozart è immenso, sono più di 1000 pagine e vi dico la verità, non le abbiamo lette tutte. Abbiamo fatto una scelta e abbiamo scelto le lettere insomma più indicative che Mozart, come avete sentito, ha indirizzato alle donne della sua vita. Quindi già in tenera età, quando viaggiava per l'Europa accompagnato dal padre, era un fanciullo prodigio, come sapete, ha viaggiato in Italia, ha viaggiato in Inghilterra, ha viaggiato per tutta l'Europa, nelle corti più importanti, Versailles, eccetera. Alla madre che restava appunto a Salisburgo, le lettere indirizzate a casa alla sorella Nannerl, le lettere adolescenziali, sentirete, alla cuginetta Besle, che sembra fosse un piccolo amore appunto giovanile, le lettere professionali alle cantanti d'opera. Le nostre lettere sono ovviamente tradotte, ma quella che sentirete più avanti leggerò io è in italiano e sentirete l'italiano dell'epoca. Ovviamente Mozart, scrivendo opera, l'opera era opera italiana, padroneggiava in maniera eccellente anche l'italiano. Insomma, tutte queste lettere ci danno uno spaccato della sua personalità che è veramente a volte anche enigmatico, no? Multiforme, cioè ci sono anche degli aspetti forse meno conosciuti. Non è il Mozart un po' edulcorato, semplice, un po' buffone, che amava solo godersi la vita, che conoscete magari dal film Amadeus, no? Era una personalità molto più complessa. Al tempo stesso ci danno anche uno spaccato della società, degli avvenimenti dell'epoca molto interessante. Questi strumenti che noi suoniamo, avete già sentito, sono molto particolari, li avete già adesso anche sentiti all'opera. Si chiamano corni di bassetto. Corni perché all'epoca di Mozart avevano la forma di arcuata, di un corno. Sono strumenti della famiglia del clarinetto e suonano con l'ancia, appunto, quindi non hanno niente a che fare con i corni, con gli ottoni, ma di bassetto perché rispetto al clarinetto, oltre ad essere in una tonalità più bassa, sono in fa invece che in si bemolle, hanno anche delle extra note al basso, delle note che vanno di più nel registro basso. Sentite questo suono molto corposo e particolare che Mozart amò sempre. Il clarinetto era uno strumento giovane all'epoca, arrivò alla ribalta nella seconda metà del Settecento. Nelle prime sinfonie di Mozart non ci sono i clarinetti, li scoprirà a Mannheim, quando sentirà la prima orchestra, diciamo, moderna, in senso moderno, sentirà i clarinetti e ne resterà affascinato. Quando scopre il corno di bassetto, quando conosce questo famoso virtuoso che avete già sentito anche nominare nella prima lettera da Roberto, Anton Stadler, questo virtuoso era anche un virtuoso di corno di bassetto, se ne innamorò subito e spesso impiegò questo strumento anche nel suo famoso Requiem che lasciò incompiuto prima di morire. Questo strumento però può fare anche nel registro medio l'accompagnamento. E ha il registro cosiddetto di clarinetto, cioè il registro squillante più acuto del clarinetto per la melodia. Quindi un trio, avendo i bassi, l'accompagnamento, la melodia, un piccolo trio è un'orchestra in miniatura, no? Si regge in piedi da solo grazie a questa grande estensione di note che è questo strumento. E in effetti questa formazione appunto ha preso piede a Vienna e a Praga in quel periodo lì. Poi nel corso dell'Ottocento questo strumento si perde, non viene più utilizzato, non c'è più letteratura e viene solo riscoperto nel corso del Novecento con una ricostruzione moderna. Queste sono ricostruzioni moderne, ovviamente strumenti in senso moderno, dei corni di bassetto antichi. Sentirete appunto i divertimenti, che sono pezzi semplici ma geniali, perché ovviamente un compositore come Mozart anche nelle cose semplici sa mettere il genio. Pezzi d'occasione che magari lui ha scritto in velocità, non lo sappiamo, ma che servivano anche ad allietare. Non c'era la radio, non c'era il CD, non c'era streaming, non c'era niente, e nei salotti bene di Vienna ci voleva sempre un po' di musica anche di sottofondo, per dir così, e gli strumenti a fiato erano gli strumenti diciamo prediletti per far sentire queste arie, queste melodie piacevoli. L'ultima avvertenza, nelle lettere di Mozart, sono lettere private ovviamente, oggi noi le leggiamo in pubblico così, lui
forse non avrebbe approvato, perché spesso si lascia andare anche al turpiloquio, a giochi anche un po' grossolani e insomma noi le leggeremo integralmente e spero che nessuno si offenda. Buon ascolto.